Buongiorno a tutti ragazzi, il Ministero della Salute ritira dai banchi, diciamo, di tutti i supermercati d'Italia tre lotti particolarmente, pericolosi. In effetti, in queste conserve ci sarebbero parti di vetro, quindi sono state richiamate dal Ministero della Salute per alcuni preparati di aglio, olio e peperoncino. Sapete, tipo quel pesto che si possono trovare, in contenitori di vetro. I lotti ritirati dai banchi dei supermercati sono i seguenti. Il marchio è Conserve della Nonna del gruppo Fini. Allora, voglio essere preciso. Lotto numero La 277, una confezione da 95 grammi con scadenza 31/10/2020. Il secondo invece è Eccellenze d'Italia del gruppo Finisempre SPA, lotto numero La 277 e La 278, confezione da 95 grammi, scadenza 31/10/2020. Poi ci sta l'ultimo, ragazzi, marchio Polli del gruppo Polli SPA, lotto numero TA 239 IHD 196, confezione da 185 grammi, scadenza 08/2021. Queste sono tre conserve di aglio, olio e peperoncino che sono state ritirate dal mercato, quindi se per caso le avete in casa, buttatele, perché ci possono essere frammenti di vetro nel vasetto di vetro. Quindi sono state tutte ritirate quelle che stavano nei supermercati, però chi ha acquistato queste conserve le può buttare subito. Quindi sono quelle conserve in vetro che ci sta scritto aglio, olio e peperoncino. È tipo un pesto, diciamo così, che serve per condire la pasta oppure sfriggere, queste cose così. Comunque, ragazzi, comunque i lotti sono tre, li potete andare a trovare anche sul sito del Ministero della Salute. Comunque ve l'ho detto quali sono i tre: conserve della nonna, eccellenze d'Italia e polli del gruppo polli. Sono tutte e tre comunque conserve di aglio, olio e peperoncino, quindi non potete sbagliare. Quindi se avete in casa qualche cosa di simile, buttatelo e compratelo uno nuovo, perché già sono stati tutti ritirati dai supermercati di tutta Italia, quindi non fa nulla, anche se siete incerti, buttatelo e ne comprate uno nuovo. Quindi ragazzi, vi auguro una buona giornata e se avete questa cosa in casa, buttatelo, non rischiate, perché potreste trovarci qualche pezzettino di vetro. Quindi per ritirarlo è segno che già sono stati trovati o qualcuno è andato in ospedale sicuramente, quindi meglio evitare. Tanto che può costare un vasetto di questi 2-3 euro, quindi buttatelo e compratelo uno nuovo, che quelli che stanno ora in commercio sono buoni. Quindi ragazzi, vi auguro una buona domenica e ci sentiamo sempre con nuove notizie. Ciao a tutti.